Intensificati da nord a sud, oltre 9.000 le sanzioni nella sola giornata di ieri, ancora troppi i cittadini che non rispettano i divieti. Giulia Palmieri. I dati in cauto miglioramento, il bel tempo, l'incoscienza di molti. C'è tutto questo dietro ai numeri diffusi dal Viminale. Nei circa 300.000 controlli di ieri, oltre 9.000 multati perché fuori casa senza motivo, 1.000 in più rispetto al giorno precedente. Dall'11 marzo, quando i divieti sono stati estesi a tutta l'Italia, le verifiche sul territorio sono state 7 milioni e oltre 175.000 le sanzioni. Autorità e sindaci si appellano alla responsabilità della popolazione. A Torino in un solo giorno le multe sono più che raddoppiate. Nel centro di Padova festa con tanto di grigliata in terrazzo. La polizia è intervenuta e ha sanzionato una dozzina di ragazzi. A Savona, sorpresa, gente in spiaggia, sul lungomare o diretta alla seconda casa per il weekend. Per favore, state distanziati. A Roma, in un appartamento a Primavalle, qualcuno ha dato una festa. Qualcun altro, poi multato, si è dato appuntamento in un parco. Sì, dell'autocertificazione. Controlli incrementati da nord a sud, ora che le festività si avvicinano. Restate a casa, l'invito che riecheggia anche nelle strade semideserte di Palermo. A Messina, da mercoledì prossimo, il sindaco ha stabilito divieto di sbarco per chi non si è registrato sul portale e non ha ricevuto il nulla osta del comune. Il presidente del Consiglio